Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella pillola del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei fare una pillola in risposta anche a un signore che mi segue e gentilmente ha scritto un suo pensiero sotto al mio video, e quindi vorrei dargli una risposta di come forse mi sono espresso male o spiegato male nel video precedente, nella pillola precedente. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera teniamo un percorso esoterico, chiaramente gratuito. I link sono sotto in descrizione. Bene, prima di tutto diciamo subito che l'Italia lo stivale ha perso tutte le guerre che poteva perdere. Ha iniziato le guerre con un alleato e le ha finite sempre con l'alleato, cioè con il nemico. Praticamente si è alleato con il nemico. Quindi noi come Stato siamo uno Stato, diciamo, a livello militare sempre perdente. Mai negli ultimi 200 anni abbiamo iniziato una guerra e l'abbiamo vinta. Se noi guardiamo i vincitori delle altre guerre, tipo Romania, Polonia, Cecoslovacchia ad esempio anche Spagna, vediamo che a livello industriale ed economico sono arretrati di noi di grandi passi. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a livello politico, di equilibrismi politici, l'Italia non è stata seconda a nessuno. Abbiamo sempre avuto uno staff dirigenziale all'altezza della situazione, e anche in posizioni nettamente di inferiorità abbiamo sempre ribaltato i nostri risultati. Quindi da questo si può capire che a livello politico agli italiani non gli insegna niente nessuno. Poi bisogna dire anche una cosa, che quello che vediamo noi oggigiorno è solamente la punta di un iceberg, ma nella realtà i nostri politici in questo momento cercano di, in un certo senso, salvare il salvabile. E perché questo? Per il semplice fatto che 3 o 4 anni fa, tanto per dirne una, per far capire senza mezzi termini cosa sta per arrivare, e quello che state vedendo oggigiorno nell'Italia in questi momenti, che sta facendo un po' tremare tutti i polsetti. 3 anni fa, mentre la regina d'Inghilterra stava spingendo per far uscire l'Inghilterra dall'Europa, a un certo punto era, come si suol dire, stava provando un vestito dal suo sarto personale, e si è lasciata sfuggire questa frase, che hanno chiaramente registrato i media e hanno divulgato in Inghilterra, e lo riprende anche un famoso giornalista italiano del nome Maurizio Blondet nel suo blog. Cioè praticamente a questa regina gli hanno chiesto: ma cosa sta per succedere? E la regina disinvoltamente si è lasciata scappare: la prossima guerra che starà per arrivare, in confronto alla seconda guerra mondiale, sarà come una buca sulla strada. E quindi, se alla regina d'Inghilterra gli tremavano 3-4 anni fa le gambette, figuriamoci i nostri servizi segreti, che queste cose le sanno 10 anni prima, perché, lo ripeto, ai servizi segreti italiani non gli insegna niente nessuno, anche perché, lo ripeto ancora, abbiamo i migliori maghi del mondo, e lo ripeto anche i nomi, tipo la famiglia Rende, il Fusco, i Pierini, abbiamo il mago Alex, abbiamo Hildegarda, abbiamo praticamente un ventaglio di esoteristi di primo piano. Abbiamo Maiorca, abbiamo personaggi che ci invidia tutto il mondo, e abbiamo una delle più grandi biblioteche del mondo di esoterismo, e sta proprio in Italia. Quindi a noi a livello esoterico non ci insegna niente nessuno, e certe cose le vediamo magari 10-15 anni prima. Quindi una cosa è la politica, quello che si vede, ma quello che si vede in politica non è tutto. Ci sono giochi dietro le quinte che noi non riusciamo a capire. Perché? Perché chiaramente sono pilotati prima dai militari e dietro ancora dagli esoteristi. E quindi il popolo chiaramente è tenuto all'oscuro, non tanto perché non vogliono divulgare questi segreti, questi giochi non politici ma militari strategici, ma per il semplice fatto che molte persone non potrebbero comprenderlo, perché sono anime giovani e si sono incarnate in questo stivale per vivere bene, perché in Italia potete dire quello che si vuole, ma vi ho già spiegato che abbiamo perso tutto quello che si poteva perdere, e nel 1990 eravamo
la quinta potenza mondiale. Poi chiaramente siamo stati attaccati indirettamente o direttamente con varie manovre politiche e l'Italia ha dovuto fare qualche passo indietro, ma fino al 1990 con la classe politica che avevamo noi siamo riusciti a, sebbene avessimo perso, e lo ripeto, abbiamo perso la guerra, sebbene fossero guerre giuste, le abbiamo perse, noi siamo diventati la quinta potenza mondiale. Adesso è chiaro che siamo in balia dei venti, ma sono sicuro che i nostri servizi segreti stanno lavorando alacremente per salvare il salvabile. Quelli che non hanno ancora questa visione praticamente vedono solamente la prima faccia della crema, ma purtroppo in politica questi giochi di prestigio si devono fare. Un scotto bisogna pagarlo anche perché è karmica la cosa, cioè non è che si può evitare come si suol dire, il sassolino. Ormai Urano è sopra la casella del Toro e quindi questi sconvolgimenti ci saranno e saranno pesantissimi. Adesso stiamo solamente vedendo un piccolo sassolino, ma come dice la regina d'Inghilterra, la prossima guerra sarà una cosa che neanche possiamo immaginarci e quindi dobbiamo essere preparati al meglio. Ve l'ho spiegato, il vostro Marietto ha già fatto dei circuiti radionici e radionici gratuiti nel sito del Capitano, nel book dell'Avvocato Ceratini. È già un piccolo inizio, però è già un piccolo ombrello energetico vibrazionale e mi sono mosso 5 anni prima di adesso. Quindi è chiaro che i politici si saranno mossi anche loro 5 anni prima e certe cose le sapevano, solo che purtroppo nella politica bisogna fare qualche gioco di prestigio. Adesso lo stivale è sotto attacco, effettivamente quello che si vede non è certamente una cosa stupenda, ma è quello che si può fare per evitare il peggio. Naturalmente il peggio deve ancora arrivare e ve l'ho già spiegato, finirà verso il 2026-2029. Adesso questa situazione verso maggio-giugno si calmerà un po' e purtroppo dopo ci saranno da raccogliere i cocci, molte ditte saranno in fallimento perché non hanno potuto fatturare, ma questo è quello che possiamo permetterci per questo periodo di transizioni planetarie. Bene, cari amici, ripeto, se vedessimo solamente la prima parte, quello che si vede, secondo me il signor William Giordano ha ragione perfettamente, ma bisogna anche guardare il fondo dell'iceberg, di che materiale e qualità è fatto. E il nostro fondo del nostro iceberg è di un'ottima qualità e sa benissimo dove deve andare. Quindi, cari amici, dobbiamo essere uniti, forti e sempre seguire le pillole del Marietto Veneziano e della nostra Hildegarde e aver fiducia nel nostro governo che sta facendo di tutto per tenere in piedi baracche e burattini. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!